Amici bentrovati, oggi mi trovo sull'Arce, ovvero l'estremità del Colle Cidneo, e da qui vi raccontiamo la Torre Mirabella e il Mastio Visconteo. Centro antico. Questa è la parte più antica del castello di Brescia ed è chiamata Arce, cioè rocca, un termine latino simile a quello di acropoli in greco. È una zona abitata fin dall'età del bronzo e, in epoca celtica prima e romana poi, fu la zona sacra della città, dove si adorava probabilmente il dio celtico Bergimus, il protettore della montagna. Nell'Arce sorge la Torre Mirabella, che originariamente era una delle due torri scalari della chiesa romanica di Santo Stefano in Arce, a sua volta edificata sopra i resti di una più antica chiesa paleocristiana, le cui fondamenta si trovano sotto il terreno dell'Arce. Insomma, una zona decisamente stratificata questa. La Torre Mirabella era uno dei punti di osservazione più importanti della città. Infatti è rimasto il punto più alto all'interno del comune di Brescia fino alla costruzione del Crystal Palace alla fine degli anni 80 del Novecento. Anche il Mastio Visconteo, che oggi ospita il Museo delle Armi, è un edificio medievale. Era la sede del comando militare dei Milanesi, quando questi dominavano la città nel 400. È stato costruito sopra il basamento di un antico tempio romano di età Flavia. All'interno del museo, infatti, si possono vedere ancora oggi due ambienti ipogei ed una cisterna. Beh, credo che tutti sappiamo cosa sono i Kygia, però spartifoi Kygia, che significa? A tra poco. Centro antico. Ben ritrovati sempre qui sul parco della Torre Mirabella in Castello, Spartifoi Kygia. Scendiamo a chiedere qualcosa, va? Ci siamo fermati di nuovo da questa signora perché l'anno scorso fu protagonista delle nostre prime 60 puntate e fece degli ascolti, pam, record! Eccezionali. Ma sai che cosa piacque di tutto? E i fiori sulla bicicletta. Che ho rimesso perché me li hanno rubati. Chi ha rubato i fiori alla signora? So, qualcuno che aveva poco da fare. Senta signora, Spartifoi Kygia, che significa? Significa quando c'è un'eredità di mezzo, si litiga e dividono anche i cucchiaini. Ma lei, cioè, no, non è che c'è passata questa cosa per vita vissuta. No. Formata bene. Benissimo, benissimo. Metti in tavola i cucchiai? No, tipo di qualcosa di apparecchiare. Volevi far figurazza. L'ho fatta, vero? Chi già mica il cucchiaio. Kygia il cucchiaio, esatto. Ok, Spartifò. Sì, un Passami il cucchiaio. Ecco, tu quando sarai a cena con la tua fidanzata, con Non tua digli moglie, Spartifò il cucchiaio. non dire amore Spartifoi No, Kygia. Vederò. Sì, il cucchiaio è il cucchiaio. Sì. Spartifolo mescola il cucchiaio, qualcosa del genere. Ciao, ti chiami? Alessandro. Alessandro. Senti, tu Alessandro sei di Brescia? Sì, Lonato del Ghiardo. Di Lonato, benissimo Alessandro. Senti, a Lonato si dice Spartifoi Kygia, l'hai mai sentito questo detto? Spartifoi Kygia, Sparti Kygia. Non che c'è, non l'ho sentito. Lei è bresciano. Certamente. C'è la moglie che non vuole essere inquadrata. Sì, è bresciana pure lei comunque. È bellissima, è pettinata bene, tutto a posto. Sì. Ah, lei è più bresciana di lui. È proprio il comune di Brescia. E lei invece? Passa bresciana. Zona? Dadello. Bello, bene, bene. Allora, senta, a te... 62 che abita qui a Brescia, figuriamoci. Ho già smaltito tutto ormai. Che simpatico. Senta, forse pure Adello si diceva con delle variazioni, con delle accezioni leggermente diverse, con gli accenti. Sappiamo però il senso è quello, Spartifoi Kygia. Sparti Kygia, che significa? Sua moglie lo sta intuendo. Dividere le stoviglie. Perché? Perché? Letteralmente, ma può essere anche dividere le proprietà, qualsiasi cosa in comune. Estesa anche ad altre cose. Cioè dividiamo le rispettive competenze e pertinenze, basta. Spartifoi Kygia, allora dividersi anche i cucchiai, ovvero spartirsi tutto, magari una somma di eredità fino all'ultimo centesimo. Beh, noi al massimo non possiamo dividere molto, ci dividiamo da voi, ma vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie.